passione per chi usa i mezzi pubblici, punta del 70% di adesione allo sciopero CTV contro i tagli. Decine di trapianti coronano l'attività della Banca degli Occhi di Mestre, fondata dal professor Rama 25 anni fa. Affondano nella Marca trevigiana le radici di Venezia. L'Accademia Italiana della Cucina di Treviso è andata ad investigare. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Forte adesione allo sciopero dei trasporti pubblici urbani oggi a Venezia. Nel settore automobilistico oltre il 70% degli autisti ha incrociato le braccia, trasformando l'inizio della settimana in una giornata di passione. Oltre il 40% di adesioni invece nel settore della navigazione. Lunedì di passione per il trasporto pubblico locale veneziano. Il quarto sciopero degli autisti a CTV, indetto dal sindacato di base, ha registrato punte di grande astensione dal lavoro, soprattutto nel settore automobilistico. Il sindacato non intende accettare i tagli imposti dalla Regione Veneto e promette una lunga battaglia. Ci saranno ancora disagi dunque anche il 23 aprile, giorno di una manifestazione regionale a Venezia organizzata da CGIL, CISL e UIL, sempre contro i tagli. Oggi inoltre è iniziata la Vaporetto Lumaca, ossia la protesta a tempo indeterminato che sta provocando il rallentamento delle corse dei battelli. Ad aumentare la tensione tra l'azienda veneziana di trasporto pubblico e la Regione Veneto si sono aggiunti oggi i dati sull'ammontare medio degli stipendi degli autisti a CTV diffusi da Palazzo Balbi, secondo cui a Venezia sarebbero elargiti i salari più alti del Veneto. Un autista può arrivare a percepire anche 47.000 euro l'anno. Prende di meno il personale dell'azienda padovana APS, ossia 43.000 euro. I dati sono della commissione tecnica istituita dalla Regione Veneto nel novembre scorso per scandagliare i costi standard delle aziende di trasporti pubblici del Veneto, ma sono stati contestati dall'USB, cioè dal sindacato di base, secondo cui un autista CTV, CUD alla mano, non percepisce più di 37.000 euro all'anno. E strascichi dopo l'ingresso nel bacino di San Marco della nave più grande che Venezia abbia mai visto. Il comitato No Grandi Navi ha denunciato la vista di fumo nero emesso dalla nave MSC Fantasia ed emissioni dunque particolarmente inquinanti. Nonostante l'intesa firmata dal Comune, da Venezia Terminal Passeggeri e dalle società crocieristiche per contenere il livello di inquinamento, e il comitato annuncia una protesta domenica prossima. Navi in laguna, riesplodono le proteste assieme alla ripresa del traffico crocieristico. Il comitato contro i giganti del mare annuncia una protesta per domenica prossima. La scelta della data è provocatoria, cade il 14 aprile, giornata della domenica ecologica, in cui sarà vietato il transito delle imbarcazioni a motore, ma non sarà fermato l'ingresso delle grandi navi in laguna. L'annuncio è stato dato nel giorno in cui è arrivata a Venezia la nave più grande mai vista, la MSC Fantasia, con una stazza di 133.000 tonnellate, lunga ben 333 metri e alta 67. Il comitato ricorda che sono passati 13 mesi dal decreto firmato da Corrado Clini e Corrado Passera, che vieta il passaggio delle grandi navi oltre le 40.000 tonnellate nel bacino di San Marco. Da parte sua il Comune di Venezia e Venezia Terminal Passeggeri hanno provato a rabbonire il comitato firmando un accordo, il Venice Blue Flag, per ridurre le emissioni delle navi, ma l'intesa non ha calmato gli animi, tanto che il comitato sta preparando una grande manifestazione internazionale nei giorni 8 e 9 giugno, che riunirà i comitati in Ottav, in Odal Molin e in Omus. Si tratterà di 1 o 2 giorni di dibattiti, discussioni e mobilitazioni che costringeranno la prefettura a prendere misure rigide per il loro controllo. E ora la cronaca nera: arrestato un baby pusher nella riviera del Brenta. Si tratta di uno studente 17enne che è stato segnalato ai carabinieri da una coppia di genitori che avevano sorpreso il figlio di 16 anni con 30 grammi di marijuana. I militari sono riusciti a ricostruire il giro d'affari del ragazzo, ossia contava su una clientela vasta di adolescenti e coetanei, ai quali vendeva la droga a 10 euro al grammo. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere minorile di Treviso. E ora cambiamo argomento, parliamo della badante condominiale. Non è soltanto un progetto sulla carta, sta diventando realtà a Mestre e si tratta di un'iniziativa importata dall'Emilia-Romagna, dove è stata sperimentata a Bologna. Al via anche a Mestre la sperimentazione del condominio con badante.
L'idea, già sperimentata a Bologna e in poche altre città italiane, partirà a breve anche nel comune veneziano e interesserà i 36 appartamenti in costruzione destinati agli anziani nel quartiere di Campo dei Sassi. Il comune di Mestre in queste settimane sta definendo la sperimentazione, ma molto probabilmente l'accesso al condominio con badante sarà regolato da un bando. Il numero delle badanti è ancora da definire, anche se si prevede che negli appartamenti ce ne saranno 2 o anche più, in modo da gestire con più facilità ogni richiesta da parte degli anziani. Le modalità di pagamento e le assunzioni delle operatrici sono ancora oggetto di discussione nelle riunioni comunali, che molto probabilmente verranno assunte tramite cooperativa. Per quanto riguarda l'ammontare dello stipendio, invece, una parte verrà finanziata dal comune ed il rimanente sarà pagato dagli anziani che si rivolgeranno e chiederanno aiuto alle badanti. Accanto alla presenza delle operatrici, il condominio verrà dotato anche di un pulsante salvavita che permetterà, in caso di difficoltà, di contattare immediatamente gli operatori, che vedranno sullo schermo in che condizioni versa l'anziano che richiede aiuto. Il Veneto è tra le regioni con un incremento maggiore di popolazione registrato negli ultimi 10 anni. L'incremento si è aggirato oltre il 7%. Lo rivelano i dati del censimento 2011, secondo cui nella regione il 9 ottobre di quell'anno risiedevano quasi 5.000 persone. La fascia giovane invece è in costante diminuzione, tanto che se nel 1871 i ragazzi sotto i 15 anni rappresentavano un terzo dell'intera popolazione, oggi tale quota si riduce del 14% e aumenta invece il peso della componente degli anziani che negli ultimi 140 anni è passata dal 5,75% a ben il 20,6%. E ora parliamo della Banca degli Occhi che ha festeggiato i suoi 25 anni di attività. È stata fondata appunto 25 anni fa dal professor Rama, un'eccellenza che continua ad essere preziosa per molti trapianti. La Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ha festeggiato nell'auditorium del Padiglione Rama i primi 25 anni di attività. L'istituzione, storica per Mestre, nata in una stanza del reparto di oculistica dell'ospedale Umberto I di Mestre, dagli studi del professor Giovanni Rama e dal sostegno del cavalier Giorgio Coin e della Regione Veneto, è la prima banca di tessuti oculari in Italia ed in Europa. È un'eccellenza al punto che dalla nascita della fondazione ad oggi le donazioni di tessuti oculari sono stati più di 70.000, rendendo così possibili 38.000 trapianti di cornea. Quasi la metà dei trapianti effettuati in tutta la penisola è eseguita con i tessuti donati dalla Regione Veneto, grazie alle tecnologie di avanguardia e all'utilizzo delle cellule staminali che hanno permesso alla Fondazione di essere un'eccellenza a livello europeo, come afferma il presidente dell'associazione Giovanni Mazzacurati. Il direttore dell'Associazione della Banca degli Occhi del Veneto, Diego Ponzin, ha celebrato l'anniversario rinnovando l'impegno per il futuro e sottolineando che grazie alla sensibilità e solidarietà dei cittadini per quanto riguarda le donazioni, la Regione Veneto è diventato un perfetto esempio per i trapianti di cornea anche in Europa. Il valore del dono sta alla base della nostra esistenza e della nostra attività. Senza la donazione di tessuti per trapianto la nostra esistenza non avrebbe ragione d'essere. E ora rimanete con noi. Grande risparmio nei supermercati Ali e centri Aliper. Sì, con lo sconto 30% su tantissimi prodotti fino al 20 marzo per i possessori di carta fedeltà. Meno 30%, con la qualità di sempre. Ali Aliper. Migliora la vita, anche per il 2013. Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. E ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalla provincia di Venezia, Treviso e Padova. Tra le altre cose parleremo di notti bianche, di pecore e di nuove previsioni meteo.
Un meteo tutto iesolano contro le previsioni sbagliate che tengono lontani i turisti anche quando il tempo è bello. Il comune ha firmato un accordo con l'aeronautica per avere i dati da un satellite militare. Tra circa un mese le previsioni saranno accessibili dall'Italia e dall'estero 24 ore su 24 sul sito jesolometeo.it. Astra raddoppia il sistema Vista Red per rilevare le infrazioni al semaforo davanti al municipio. Le telecamere passeranno da 2 a 4, coprendo tutte le direttrici e saranno operative nel giro di un mese. La decisione è stata presa all'unanimità dalla Giunta per dare una lezione soprattutto agli automobilisti che di notte passano col rosso. Commercianti in crisi, a rischio la notte bianca. A Mirano solo una ventina di negozianti si sono presentati alla riunione organizzativa di Confcommercio. Troppo pochi su un ventaglio di almeno 200 attività interessate, commenta il presidente Ennio Gallo. Se non si raggiungeranno in breve le 100 adesioni, la notte bianca di Mirano 2013 salterà. Giù le mani dalle colline di Asolo, parte da Facebook una campagna di mobilitazione contro il nuovo piano di assetto territoriale presentato dal vice sindaco Federico Dussin, che prevede la possibilità di realizzare 285.000 metri cubi di nuovi edifici, come dire 700 villette o 1.000 appartamenti. Ma c'è davvero bisogno di tutto questo cemento? Al via i controlli semestrali sulla concentrazione di mercurio nell'acqua di Preganziol. A stabilirli è stata l'ULSS 9 in seguito al lento ma progressivo avanzamento sotterraneo del mercurio in una falda. A rischio soprattutto i pozzi privati, dunque meglio sottoporre l'acqua alle necessarie analisi offerte da Veritas a tariffe agevolate. 18.433 imprese rosa in provincia di Treviso, pari al 21,8% del totale. Il dato emerge dall'ultimo censimento di Union Camere, che evidenzia come il comparto a più alta concentrazione femminile sia quello agricolo, con 4.179 unità, ovvero il 26,7% del totale. Da notare la resistenza. Nonostante la crisi, le imprese condotte da donne non sono diminuite. A Padova biglietti e abbonamenti di autobus e tram sono a rischio aumento. L'incremento a 1,30 € potrebbe scattare a settembre prossimo, un rincaro causato dall'ammanco di 1 milione di euro nelle casse dell'APS. Se la Regione concederà le risorse promesse, allora le tariffe resteranno immutate, e cioè 1,20 € a corsa. L'Alta Padovana dichiara guerra alle pecore, in particolare i sindaci di San Giorgio in Bosco e Santa Giustina in Colle lamentano danni e sporcizia causati dal passaggio delle greggi, composte anche da 700-800 capi. Intanto la Regione sta individuando dei corridoi verdi all'interno dei quali praticare la transumanza. In Veneto le greggi itineranti sono una 60. Nel Piovese non si vedevano da almeno una decina d'anni, adesso le prostitute sono tornate. 2 romene senza fissa dimora sono state trovate ad adescare i clienti sotto il cavalcavia dei vivai. I residenti hanno prontamente informato le forze dell'ordine e chiedono che i vigili tornino in servizio anche di notte. E ora il premio Murano. Per la passata edizione del premio si erano scomodati addirittura il Nobel Dario Fo e la stilista Vivienne Westwood. Quest'anno non si conoscono ancora i nomi degli ospiti più illustri. Quel che è certo è che mancano solo pochi giorni per iscriversi. Designers e maestri vetrai sono chiamati a rinnovare la tradizione del vetro di Murano. Sentiamo. A portare un tocco di glamour alla bellezza un po' algida del vetro ci aveva pensato Vivienne Westwood. Per l'edizione 2012 del premio Murano, la stilista inglese, nota per le sue provocazioni punk, aveva creato un delizioso abito tempestato di farfalle in vetro, pronte a spiccare il volo. Chissà quali personaggi saranno chiamati quest'anno a misurarsi col vetro. In ogni caso, artisti e designer hanno tempo fino al 18 aprile per partecipare al premio Murano organizzato dalla scuola Abate Zanetti. I 30 progetti che verranno selezionati avranno la fortuna di venire realizzati dai migliori maestri vetrai.
Come sempre, una sezione del premio è riservata alle scuole, con il concorso specifico Premio Murano Junior, un modo molto stimolante per mettere a confronto diverse generazioni di artigiani. Un'altra sezione è invece dedicata agli studenti dello UAV, che avranno così l'occasione di prendere confidenza con questo meraviglioso materiale per quanto riguarda l'architettura di interni, il design e altre applicazioni. All'edizione 2012 del premio hanno partecipato 500 progetti grafici provenienti da tutto il mondo, mentre le opere realizzate sono state esposte al pubblico e viste da oltre 5.000 persone. Il vetro non passa mai di moda. Quando si dice Oderzo si dice anche Venezia. Vediamo il perché in questo servizio. L'amore per l'avanguardia che da sempre ha caratterizzato la Repubblica della Serenissima ha una fonte, Oderzo. Sì, proprio questa cittadina della Marca Trevigiana, un tempo gloriosa città romana, nota come Opiterginum, è una delle radici più importanti della civiltà veneziana, che ha dato tra gli altri pure il primo doge alla città. Il vescovo di Torcello, insieme col vescovo di Chioggia, di Padova e di Malamocco, al San Giacometto del Rialto, hanno definito l'inizio della città di Venezia. Il primo doge è stato Paolo Lucio Anafesto, Opitergino, che ha partecipato a questo consesso. Il doge e i suoi concittadini, spinti in laguna dai barbari sempre più incombenti, hanno portato in laguna la cultura dell'innovazione nell'architettura, nell'arte e nella gastronomia, tema a cui l'Accademia Italiana della Cucina di Treviso ha voluto dedicare la sua giornata della cultura. All'avanguardia, ad esempio, era una delle domus romane di cui ci sono ancora tracce in un affascinante sito archeologico sotterraneo visibile nel cuore del centro storico, che conserva mosaici simili a quelli famosissimi di Villa Armerina in Sicilia. Villa Romana, probabilmente sede del governo della città, sfoggiava splendidi pavimenti e pareti decorate, ma soprattutto era servita da una fognatura collegata alle acque di tutta la città, un impianto straordinario per l'epoca. L'amore per la modernità andava di pari passo con il culto della bellezza, altro tema molto veneziano. Gli autori di questi mosaici di Oderzo sono anche gli autori dei mosaici bellissimi, fantastici di Piazza Armerina. Sì, ovviamente c'è di solito un disegnatore dei cartoni. Questo disegnatore è stato stabilito dai tecnici della sovrintendenza, dagli archeologi, che o lui o sono stati acquistati da un signore opitergino nel III secolo d.C. e quindi hanno delle relazioni proprio grafiche e compositive che avvicinano facilmente alla definizione che è lo stesso autore, e questi sono presso il Museo Archeologico. Nonostante le invasioni barbariche e la voglia di anticipare i tempi, non è mai scomparsa ad Oderzo. Nel 1876 nasce un artista d'eccezione, ancora per molti versi oscuro per i critici d'arte, Alberto Martini, pittore, poeta, incisore, soprattutto disegnatore. Palazzo Foscolo ospita 700 suoi disegni. Sorprendono ancora oggi per le intuizioni avveniristiche le sue visioni e le sculture. Grande amico di Papini, Soffici, D'Annunzio, ha frequentato tramite la marchesa Luisa Casati negli anni della seduzione, del fascino della Belle Époque, Venezia. Di lui si ricorda maggiormente la rappresentazione del ciclo dantesco, nato per il concorso Alinari, indetto dall'editore fiorentino per realizzare una versione aggiornata del poema illustrato. Curiosamente Martini illustra la Divina Commedia, illustra la Sechèrapita, illustra Edgar Allan Poe, ma li illustra guardando al Novecento, anzi direi al nostro tempo, con le problematiche esistenziali di tutti, di ogni giorno. Martini è stato anche fonte di ispirazione per Dalì. In entrambi, infatti, si fondono simbolismo e surrealismo. Ma anche Martini, in certe visioni come queste, non sembra immune da contaminazioni. Ricorda Hieronymus Bosch, inquietante pittore fiammingo visionario del Cinquecento, faro per molti artisti. Venezia è la patria d'elezione. Venezia è qualcosa che per lui è una magia. In Venezia trova lo spirito, quel buio dal quale far nascere l'arte. Venezia è anche un riferimento preciso. Lui incontrerà la marchesa Luisa Casati a Mann, che le creerà
darà occasione di creare anche lavori importanti, ad esempio i vari ritratti che gli fa per quasi 20 anni, ben 12 grandissimi ritratti. La marchesa Luisa Casati viene rappresentata in questa bellissima luce lunare vestita come un pavone. Infatti questo ritratto del 12, che poi verrà esposto nella Biennale, la vede lunga, longilinea, vestita di questi teli trasparenti e colorati proprio come un uccello faraonico. Infine la sperimentazione lambisce anche la gastronomia ed è il tema che sta più a cuore alla delegata dell'Accademia Italiana della Cucina di Treviso, Teresa Perissinotto, che non manca di trovare agganci con la cucina veneziana. Oderzo, come Treviso del resto, è stata per i veneziani campagna, quindi poderi, quindi grandi proprietà terriere dove i veneziani venivano a passare l'estate, oltre che per controllare i loro raccolti, i loro contadini, anche per godere di una vita libera e diversa all'aria aperta. Perciò tradizioni come la soppa coada alla mottense, che tanto si scontra con la soppa coada dei colombini di Treviso, è una delle basi della cultura, della tradizione gastronomica della città. Oltre a tantissimi altri prodotti della terra, prodotti vari che hanno potuto arricchire le tavole dei veneziani e le tavole anche dei possidenti terrieri successivi che sono succeduti a Venezia. E ora la consueta rubrica Le pagelle del lunedì. Si tratta di uno spazio piuttosto seguito e oggi c'è il brillante Renzo Mazzaro che ci dà un po' di voti a vari personaggi della settimana. Sentiamo. Eccoci alla rubrica Le pagelle, salve a tutti, accanto a me Renzo Mazzaro. Abbiamo saltato la volta scorsa questa rubrica che riprendiamo con molto entusiasmo, abbiamo ricevuto molte richieste, molti plausi, quindi piace, è divertente. Renzo Mazzaro poi è molto brillante. Senti, allora, a chi diamo i voti questa volta? Cominciamo forse con la Lega, visto che siamo reduci da questo fine settimana di Pontida, direi piuttosto anche esplosivo. Sì, anche se era sotto la pioggia e un po' in mezzo al fango, ho letto, perché non c'ero. Sì, bisognerebbe dare un po' di voti e potremmo anche divertirsi perché c'è un sacco di gente candidata a prenderli. Io farei, intanto bisogna dire che la Lega si è presentata con un gruppetto di veneti molto battaglieri che avevano già annunciato prima che sarebbero andati a protestare. Si sa che i veneti vogliono il congresso, ma vogliono soprattutto in un certo senso che Bossi torni a fare il capo della Lega, cioè sono come dire dei retro, ecco, dei nostalgici. Dei nostalgici. È successo che anche un po' di parapiglia, poi Furlanetto, Santino Bozza hanno fischiato. Sì, no? E poi anche sul palco alcuni consiglieri regionali che erano esattamente Giovanni Furlanetto, Cristiano Corazzari e Vittorino Cenci hanno srotolato uno striscione in cui c'era scritto Veneto, congresso subito. Ora di solito le striscioni si srotolano dalla parte del pubblico, non sul palco, tant'è che in effetti Luca Zaia ha detto, anche perché c'è stato un po' di meraviglia, direi, di stupore da parte di Maroni che ha guardato Zaia, e Zaia subito ha guardato loro e ha detto e loro li hanno rimessi via. Insomma, quindi un voto ai nostalgici allora. Io darei un voto, sì, un 6 a questa nostalgia, perché noi non possiamo rinunciare ad essere stati, però uno 0 in capacità di previsione politica, perché il futuro della Lega non può essere quello che per 20 anni ha visto i veneti portare acqua diciamo, alla dirigenza lombarda. Il futuro bisognerà che lo costruisca Tosi, che lo costruisca Zaia. A Tosi io darei un non classificato perché è tutto da rifare qui, ma darei un 7 di incitamento a Zaia perché qualcosa ha fatto vedere dal palco e qualcosa è rimasto anche perché oggi Radio Padania per esempio lo citava spesso in positivo.
Sì, non so se è una cosa vera o di come dire, leggera ipocrisia, perché bisognava pure gestire la quel questione momento. del Veneto, salvare qualche Veneto. Senti, un altro voto però io lo darei anche a questa idea di sventolare questi diamanti, no, da parte di Maroni. Sono vostri, poi se li ha rimessi in tasca, non so, un pubblicitario forse gli avrebbe detto che dal punto di vista della comunicazione non era il massimo. Era da sconsigliare vivamente, anche perché sì, li ha tirati fuori e ha detto li darò alla sezione che sono 13 diamanti, 10.000 euro ciascuno, li darò alla sezione che si comporterà meglio, che lavorerà meglio. Casomai era una roba da fare ancora prima di convertirli in diamanti. Erano già loro, non occorreva, bastava tenerli quando erano soldi, contanti, no? Sì. Vabbè, senti, cambiamo argomento, parliamo di Grillo, altro movimento politico che sempre in primo piano. Che la prossima settimana va diciamo, a un convegno regionale per eleggere il coordinatore, il segretario veneto, insomma il primo cittadino, loro si chiamano cittadini. Ora si legge che è la maggioranza dell'80% che ha voluto questa assise, questo congresso. Quindi uno dice l'80% sono tantissimi, visto che hanno votato in tantissimi. Sì, allora il numero preciso mi pare che sia su 680 circa di questi aventi diritto al voto. Sono ma pochissimi. tu pensi che siano l'80% dei 680? Invece no, perché soltanto il 10% è andato a votare, poi è andato a votare, bastava cliccare perché loro sono i Quindi diretti. 60 persone sono andate a votare. 68 persone, ad essere precisi, 10% dei 680, e dopo l'80% di queste 68 salta fuori poco più di 50 persone, che quindi io gli darei rapidamente un 4 a questa democrazia rappresentativa che fa cilecca, perché se sono già pochi, e poi si mettono anche a votare, ad essere presenti, a presenziare le decisioni in 10%, pensiamo che nelle elezioni normali, la maggior parte cioè in quasi tutte le elezioni, quelli che vanno a votare superano il 50% degli aventi diritto, quindi il tanto criticato sistema elettorale normale produce più partecipazione di questo. Diciamo che il movimento dei grillini, insomma, sta cominciando un pochino, essendo sotto pressione anche, sta mostrando anche un pochino così il fianco a qualche critica. È di oggi la notizia che dai 2.500 euro che Grillo aveva detto che avrebbe lasciato ai parlamentari, in realtà adesso è passato a 6.000, quindi insomma sta cominciando forse un po' a deludere, no, da questo punto di vista. Un altro voto? No. Se vuoi dare un voto in condotta, allora sì, diamo, come si fa, un 7? Un 7 perché hanno avuto il coraggio di dire mi fa piacere tenermi 6.000 euro. In quel senso, in quel senso. Vabbè, senti, altra notizia, devo dire che questa è proprio carina, questo parroco di Dese che si è inventato un settimo comandamento bis, non rubare però. No, sì, non rubare però, invece ruba, e ti è consentito rubare se hai fame. Ora la cosa sembra comica, in realtà parte da una tragedia che è quella di Civitanova Marche. Ora questo parroco stava commentando in chiesa questo fatto atroce che è accaduto di 2 persone che si sono suicidate, più il cognato, il fratello di lei e il cognato di lui che avendo saputo si suicida a sua volta in una situazione di grave disagio e anche proprio di mancanza di liquidità per le operazioni normali, praticamente per mangiare. Ecco, questo Don Enrico Torta si chiama. È rivoluzionario, dai, diciamo. Si fa un richiamo, lui dice, mi sono segnato che non capiti mai che un mio parrocchiano sia tentato di uccidersi. Insieme, e io prima di lui, lo aiuterò a rubare perché sopravviva. In un certo senso sta sdoganando il settimo non rubare, dicendogli no, settimo non rubare, però se succede puoi pure rubare, anzi vengo anch'io ad aiutarti. Senti, ora, un voto? è una roba, come dire, chiaramente provocatoria, però ci obbliga a riflettere su una situazione tremenda che ci sta capitando sulla quale non ci pensiamo abbastanza. Io gli do 10 e lode perché ci obbliga a occuparci di un fatto sul quale glissiamo troppo. Certo.
Senti, allora, altra questione, il meteo, questa è una cosa carina, no? Cioè Zaia ha detto basta con questo meteo che continua a scoraggiare i turisti che non vengono più a Jesolo, non vengono più nelle località turistiche, e facciamoci un meteo tutto nostro. Sì, dopodiché questo meteo dirà sempre che è bel tempo, anche se piove, non so perché dovrebbe essere un meteo diverso che prende meno cantonate. Perché c'è un meteo di destra, un meteo di sinistra, un meteo di centro. C'è un meteo che fa sempre bel tempo. E questo qui, no, io gli darei un 7 per lo show perché si è inventato una cosa, però non è nuovo. Sarebbe un meteo che secondo me avrebbe molta audience. Sì, nel senso... Anche perché uno vorrebbe solo ridere, no? Vorrebbe andare a vedere, vediamo se davvero ci sarà il sole domani. Sì, ecco, a me non devono trovarsi a Jesolo, per esempio, nel giorno in cui il meteo di Jesolo dice bel tempo, perché tanto segna sempre bel tempo, e viene giù a Catinelle, anzi come dicono gli inglesi, piovono cani e gatti. Sì, ecco, vabbè, quindi un bel voto allora Zaia per il fatto che per l'umorismo... No, gli diamo un voto perché muove, fa discutere, ho visto che il Corriere perfino ha fatto una specie di referendum chiedendo ai lettori se siete d'accordo o meno. Con Zaia. E pare che quelli che sono d'accordo con Zaia siano tanti. Ma perché hanno voglia di andarsene, di uscire, anche se piove probabilmente? No, questa cosa nasce, bisogna dire, nasce dal fatto che ci sarebbero state parecchie, come si dice, parecchie non smentite, insomma, dei posti che erano stati prenotati negli alberghi, disdette, grazie della parola che mi mancava, parecchie disdette in alberghi il giorno di Pasqua. Ora, il giorno di Pasqua in effetti il meteo diceva che pioveva dappertutto, fatto salvo che da qualche parte è nevicato, però era una giornata strana, a me è capitato di essere in montagna, Pasquetta, la mattina sole e al pomeriggio neve. Quindi era difficile insomma per un meteorologo riuscire ad azzeccarci, dai. Sì. Senti, ultimo argomento, parliamo dell'aeroporto di Tessera. A breve la Presidente Zaccariotto venderà altre quote all'aeroporto, le venderà a Marchi con una quotazione anche piuttosto alta e quindi Marchi finalmente riuscirà ad avere il controllo dell'aeroporto Marco Polo, quindi l'aeroporto sarà in mano ai privati. Che dire, che sono 10 anni e più che Marchi sta cercando questa scalata e sta arrivando in cima, quindi io gli darei 10 per la costanza e la lungimiranza e non classificato per l'utilità pubblica, perché abbiamo sempre dei sospetti, soprattutto conoscendo il modo molto zig-zag con il quale questa scalata è arrivata in cima. Ecco. Anche se Zaccariotto diceva, scusate, piuttosto che vendere a qualche gruppo, che ne so, latinoamericano, eccetera, perché ce n'era uno tra l'altro interessato, meglio vendere un veneto. Questo mi fa ricordare che Giancarlo Galan a suo tempo diceva meglio che l'Antonveneta sia stata comprata da MPS piuttosto che dagli spagnoli. Ora la faccenda è che gli spagnoli l'avevano comprata a 6 miliardi e poi l'hanno venduta dopo 15 giorni a MPS a 9 miliardi e adesso MPS è nelle peste per via di questo acquisto, quindi, e non solo, ma farà pagare questa situazione ad Antonveneta, la quale fra poco cambierà anche nome, cioè scomparirà. Ora, non è che sia il massimo. Quindi pagherà sempre Pantalone, insomma. Purtroppo sì, non è che cambia la musica. No, purtroppo no. Grazie Renzo anche per questa volta, sei stato molto brillante, grazie a voi per averci seguito. Con la rubrica Le Pagelle ci rivedremo lunedì prossimo. Arrivederci. E siamo arrivati alle previsioni del tempo, vediamo cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni nel dettaglio. Ancora un po' di instabilità, ma dal fine settimana dovremmo avere finalmente bel tempo. Martedì 9 aprile, cielo molto nuvoloso con piovaschi o locali rovesci e schiarite, ventilato, temperature in moderato aumento, mare poco mosso. Mercoledì 10 aprile, variabile con nebbia al mattino, pioggia sempre in agguato ma di modesta entità, minime stazionarie, massime in aumento, mare da quasi calmo a poco mosso. Giovedì 11 aprile, spazi di sereno alternati ad ampi annuvolamenti, soprattutto dal pomeriggio, valori termici invariati. Venerdì 12 aprile, tempo instabile con precipitazioni diffuse dal pomeriggio sera, anche a carattere di rovescio, minime in salita, massime in diminuzione, oscillanti fra gli 11 e i 15 gradi.
La marea di martedì 9 aprile è sostenuta, la massima alle 23:05 1,5 m, la minima alle 16:55 15 cm. E con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata.